Il parco di Villa Margherita ricoperto da erbacce. Il futuro dell'immobile comunale rimane incerto, sede di mostre come Villa Manin a Passariano, suggerisce qualcuno, ma il bando di Cassugana non sarà pronto prima di 2 mesi. E intanto il parco versa in uno stato di abbandono, al punto che un gruppetto di indignati ha concordato via Facebook un intervento d'urgenza, a cui hanno deciso di aderire anche membri stessi dell'amministrazione comunale, consiglieri e addirittura assessori. Io ho risposto all'appello insieme all'assessore Manfio e siamo qui, ci rimboccheremo, andremo a tagliare l'erba. A me dispiace molto perché io a quella villa ci tengo tantissimo come tanti trevigiani, e quando c'è stato il passaggio di consegne con i carabinieri ci avevano detto: attenzione, è molto costoso il mantenimento, ma fatelo per il bene della città. Passare di là e vedere l'erbaccia alta mi stringe il cuore, e quindi andrò a pulire insieme all'assessore Manfio. Un paradosso se si pensa che a parlare è una rappresentante dell'amministrazione comunale, che dovrebbe provvedere direttamente a queste manutenzioni, e invece dopo gli scout saranno altri semplici cittadini a mettersi in moto per ripulire il parco. Purtroppo però queste cose non vengono fatte. L'ho detto sia al sindaco che all'assessore ai lavori pubblici che bisogna assolutamente tenere in buon stato d'uso Villa Margherita, ma i miei appelli cadono nel vuoto.